Dire che è un modo per far rientrare in Italia i cosiddetti cervelli in fuga è di certo cedere ad una brutale semplificazione, ma va in questo senso il progetto Invite, firmato dall'Ateneo Scaligero, 2 milioni di euro per 14 dottorati di ricerca. Si vuole infatti selezionare quei laureati brillanti all'inizio della loro carriera che risiedono all'estero di nazionalità italiana o straniera. Tra i requisiti per ottenere la borsa di studio figurano infatti condizioni come quello di avere meno di 4 anni di esperienza nel campo della ricerca e non aver soggiornato nel bel paese per più di 12 mesi negli ultimi 3 anni. Noi abbiamo vinto un bando europeo per il cofinanziamento di un certo numero di borse di dottorato che sono riservate o a stranieri o a italiani che negli ultimi 3 anni sono stati all'estero per almeno un certo periodo. Quello dell'Università di Verona è infatti uno dei pochi progetti italiani ad aver ottenuto il finanziamento europeo nel bando 2016, oltre 1 milione la copertura assicurata dalla Commissione europea. Coinvolti nel progetto 17 università e centri di ricerca in Europa e nel mondo. L'internazionalizzazione è fondamentale nella ricerca, per cui la ricerca diventa sempre più globale. 200.000 euro li ha messi invece la Regione Veneto per questo progetto, che è un tassello di un puzzle più grande, quello disegnato dalle strategie concepite a livello regionale ma valutate e messe a sistema a livello nazionale. Questi rapporti tra noi devono avere a che fare proprio con lo sviluppo del territorio. Il territorio per il Veneto è tutto, sono le piccole e medie imprese che normalmente non hanno rapporto con l'università, è l'internazionalizzazione, quindi il progetto di oggi che prevede questo rapporto, grazie al professor Pezzotti, di un investimento su progetti comunitari